Io penso che il governo ha una grande occasione per far bella figura. E bella figura perché questa opera strategica nazionale ci dai 300 milioni di euro, quindi non facciamo neanche più il mutuo, ci dai questi 300 milioni e dimostri che credi in una comunità come il Veneto che ogni anno ti manda a Roma 21 miliardi di tasse e te le lascia lì. Quindi se ci permettiamo sommessamente di chiedere 300 milioni di euro penso che non sia la fine del mondo. Noi stiamo andando avanti per ragionare con il governo affinché ci sia quantomeno la sospensione del fiscal compact, che è la clausola di legge che ci obbliga alla manovra. A noi la manovra, ripeto, non serve. Lo dico a tutti quelli che magari si sono... Cioè lei non vorrebbe tassare i veneti, intende dire con questo? questo? Ma non serve, cioè, non so più come non spiegare. Serve, tra l'altro. Non ci serve, a noi ci servono 16 milioni e mezzo per pagare la rata del mutuo, non ci servono 220 milioni. La legge prevede che se facciamo un mutuo dobbiamo avere le uguali cifre in entrata. Quindi la novità fra quanti giorni arriva non ho capito. Guardi, ci lasci una settimana di lavoro, io spero che si possa avere qualche novità. Ricordiamo una cosa comunque, che la manovra avrà efficacia giuridica per un anno, nel 2019, ed è una manovra che è limabile, revocabile, modificabile. Cioè se invece di 300 gliene danno 100, 200, lei può tassare solo 100. Entro il 31 dicembre, per cui da qui al 31 dicembre può accadere di tutto comunque. Cioè sarebbe un una tantum, questo non abbiamo spiegato più volte. Se è un obbligo di legge certo. non è che posso farlo tutti gli anni, no?